siamo qua in biblioteca, sala principale, siamo con l'assessore Tessarini, il comandante Marco Polo e la signora Chiara Bovolenta. Fieramata. Assessore, cosa rappresenta per Portoview la Fieramata? È un appuntamento storico, la Fieramata è veramente un appuntamento di lunghissima data e abbiamo fatto coincidere ormai da 24 anni anche la settimana della cultura e la fiera del libro. Quest'anno l'abbiamo dedicata a Marco Polo, ai 700 anni della sua morte, ed abbiamo fatto una scelta di campo. Abbiamo portato l'esposizione e il mercato dei libri proprio in biblioteca e dedicheremo invece quella che è la nostra sala Eracle agli spettacoli e agli intrattenimenti diurni e serali per tutta la settimana. Coinvolte un sacco di associazioni importanti tipo la Banda, e una fiera che poi si esaurirà quando? Allora, la Banda ci accompagna sempre in quello che è il momento dell'inaugurazione. La settimana della cultura dura fino a mercoledì prossimo, giornata della fiera è sempre comunque il primo mercoledì di novembre. È anche quest'anno un evento importante e i cittadini partecipano sempre con grande piacere e le associazioni ci accompagnano sempre. Anche quest'anno abbiamo insieme a noi le Proloco, la Proloco Donada e la Proloco Contarina, che con i loro volontari sono sempre presenti, sempre pronti a darci una mano. Tant'è che abbiamo Marco Polo insieme a noi che ci accompagna in questa avventura, in questo viaggio molto bello che abbiamo pensato di regalare ai grandi e piccini. È un percorso importante perché rimango dell'idea che il viaggio sia un momento culturale importante ed è sicuramente l'ambito culturale che più ci appassiona. Si impara sempre durante i viaggi e quando non è possibile viaggiare dobbiamo ricordare ai bambini che leggere è un po' viaggiare. E attraverso la carta stampata, attraverso i libri, anche se in realtà i nostri giovani adesso preferiscono metodi di comunicazione più veloci, si può comunque portare la mente ovunque e andare a conoscere posti importanti e lontanissimi. Grazie Assessore, grazie a Chiara Bovolenta, al comandante Finessi e naturalmente a Marco Polo. Sì, Marco Polo, protagonista di questa giornata importante e protagonista in altre serate della settimana, perché andremo a raccontare per grandi e piccini la storia di Marco Polo, il suo lunghissimo viaggio, le scoperte che ha fatto. Un altro importante ringraziamento lo devo fare alle agenzie di viaggio, l'ufficio di viaggi e la Tiepolo Viaggio che ci hanno accompagnato con la loro esperienza nell'andare a descrivere e raccontare le tappe del lungo viaggio di Marco Polo. Ovviamente questo viaggio adesso si fa in un tempo molto più breve, Marco Polo ci impiegò forse 30 anni, quindi veramente un viaggio importante. Ecco, ci ha fatto piacere anche vedere arrivare Marco Polo in macchina.